Ciao, sono Francesco Pinna, ho 30 anni e sono tirocinante presso la Cineteca Sarda, società umanitaria a Cagliari. Sono arrivato in Cineteca grazie al percorso accademico e universitario, in quanto il mio raggio d'azione, il mio ambito di studi è collaterale a quello del cinema. Infatti io mi sono laureato a Bologna in una specialistica d'arti visive, che quindi racchiude un po' beni culturali come cinema e teatro, quindi l'essere giunto in Cineteca non si discosta dal mio percorso formativo universitario. Quindi sono tornato da Bologna a luglio e subito ho iniziato a cercare qualcosa a Cagliari che mi permettesse di rimanere in Sardegna per un periodo per fare le mie esperienze. Una volta che sono venuto qua la mia proposta di tirocinio è stata accolta. Il mio tirocinio è il tirocinio ASPAL tipologia B. È un bando che esce chiaramente a scadenze che possono essere 6 mesi, trimestrali o annuali, quindi chiaramente tu online vedi i bandi, cerchi un po' le modalità di partecipazione, capisci un po' qual è la tua modalità, qual è quella che fa per te, anche per quanto riguarda in questo bando ASPAL c'era la distinzione perché c'era la tipologia che era riferita ai giovani sotto i 29 anni, quindi appunto quello di cui si occupa Garanzia Giovani, il target di Garanzia Giovani, e poi la mia tipologia, la tipologia B, che era dedicata appunto ai ragazzi dai 30 anni in su, che appunto avrebbero fatto un contratto in cui parte della somma sarebbe stata versata dal soggetto ospitante, in questo caso, nel mio caso la Cineteca Sarda, l'altra parte sarebbe stata a carico dell'ente regionale, che in questo caso è l'ASPAL. E bisogna appunto registrarsi all'interno del portale. Io mi sono registrato all'interno di Sardegna Lavoro, che è comunque il centro nevralgico attraverso cui appunto si snodano le ricerche dei bandi per quanto riguarda i tirocini in Sardegna. Mi sono registrato e una volta fatto questo si cercano i progetti aperti, ossia ci sono magari degli enti che hanno già sottoscritto anche loro un profilo, quindi una volontà di ricevere appunto tirocinanti da formare. Una volta fatto così basta cercarli nel database, cercare gli enti appunto che hanno aperto la candidatura, la ricerca di candidature, e quindi li si cerca così. Oppure se non è così si va direttamente dall'ente, quindi tu in prima persona, ti rechi nell'ente a cui vuoi rivolgere la domanda e spieghi un po' il tutto, perché magari l'informazione non è molto diffusa. Quindi o si va a ricercare oppure sei tu che devi caricarti di questo e cercare di dare una comunicazione rispetto al progetto di tirocinio. Quindi questo. Qua in Cineteca questi 3 mesi sono stati propedeutici per quanto riguarda ogni singolo ufficio, la mansione che svolge ogni singolo ufficio, perché la Cineteca non è solo un luogo in cui appunto ogni utente può venire e prendere in prestito, visionare dei film, ma è anche un luogo di ricerca, un luogo dove c'è un'archiviazione massiccia da parte non solo di pellicole che poi escono nei circuiti normalmente canonici del cinema italiani, ma anche pellicole private che gli utenti portano perché vengano restaurate, e quindi noi facciamo anche proprio un processo di catalogazione, archiviazione e restaurazione che non ha grandi uguali in Sardegna, è proprio un vanto della Cineteca. Il cercare lavoro è una cosa che richiede tempo, addirittura, come dicono alcuni, è proprio un lavoro il cercare lavoro, quindi bisogna metterci energia, bisogna investirci soldi e bisogna comunque fare di tutto in modo che comunque si possa arrivare al risultato. Diciamo che secondo me un punto di partenza potrebbe essere anche l'essere proattivi, quindi non lasciarsi mai prendere dallo scoramento, che chiaramente può avvenire in tempi medio-lunghi quando tu cerchi chiaramente e dai tempo e energia a qualcosa e non vedi risultati.
come in ogni ambito, anche lavorativo, ti scoraggi. Però come un cineasta cerca appunto da un'inquadratura di dare ordine alle cose, di dare ordine a ciò che lui ritrae, penso che anche cercare di essere curiosi rispetto come lo si è rispetto all'inquadratura, cercare di dare ordine, lo si possa fare anche in ogni ambito, compreso quello della ricerca di un lavoro e quindi di una ricerca di una nuova esperienza di vita, quindi vi auguro di essere curiosi come sono curiosi i cineasti, sono curiosi gli addetti ai lavori del cinema. Ciao, buon lavoro!